I 5 Stelle oggi, aggiungo, hanno fatto vedere proprio la lista dei ministri, hanno mostrato anche i ministri in pectore, ha detto Luigi De Maio, stando, diciamo, ormai non si possono citare sondaggi o altro, oggi però Salvini ha detto vincerà il centrodestra, no? Siamo così sicuri? Ma io penso proprio di sì. Oggi l'Italia ha bisogno di un governo che governi e che dia stabilità. Stabilità significa dare quelle risposte che oggi i cittadini italiani e veneti ci chiedono. In primis, proprio ieri il preaccordo, il primo accordo per l'autonomia, credo che col governo di centrodestra questo poi possa avvenire. Con altri tipi di governo sicuramente la contrattazione sarà molto più difficile. Quindi un governo del centrodestra proprio per dare al Paese delle risposte importanti e fondamentali, quindi un governo autonomo, non delle larghe intese, ma sì, un centrodestra che governi. E poi i cittadini nel momento che ha governato decideranno se ha fatto bene o male. Io credo che oggi non ci sia altra possibilità proprio per dare risposte, concretezza ai bisogni di un'Italia che deve avere e ripartire e dar fiducia in modo particolare ai nostri giovani. I nostri giovani se ne stanno andando all'estero perché non trovano più prospettiva. Noi dobbiamo dare prospettiva, fiducia e far riprendere chiaramente la nostra economia, in modo particolare delle imprese artigiane, delle piccole imprese artigiane, delle piccole imprese commerciali, il mondo agricolo che oggi anche lui ha abbandonato. Credo che siano aspetti fondamentali proprio di una società, in modo particolare la nostra, dove il ceto medio è quello che ha pagato in questa crisi in modo importante. Dobbiamo far ripartire il ceto medio, dobbiamo far ripartire e ridare fiducia ai nostri cittadini e ancora di più dobbiamo aiutare le famiglie per poter andare avanti. Credo che questi siano gli aspetti prioritari insieme con tantissime altre cose, ma alcune cose concrete, poche ma precise e dirette. Diminuzione delle tasse, autonomia, facciamo ripartire l'economia e dall'altra parte aiuto alle famiglie. Ovviamente ci sono tante divergenze all'interno di questi raggruppamenti, diciamo, la linea di Matteo Salvini voi potrete, secondo lei, convivere, perché voi siete centristi, avete posizioni molto più moderate. Guardi, io credo che la scelta nostra all'interno del centrodestra è una scelta precisa e ben chiara. In ogni famiglia ci sono delle differenze, le differenze sono fattori positivi che ci fanno crescere, ma siamo altrettanto certi e sicuri che in una sintesi finale sarà la sintesi migliore per i nostri cittadini e credo che questo sia l'aspetto che oggi il centrodestra unito si prepara a governare. Credo che siamo fuori dalla logica normale del dialogo, cioè io sono perché e per la piena solidarietà alle forze dell'ordine che fanno il loro dovere, per caso anche mal pagati, sono in mezzo alle piazze per far sì che ci sia un ordine costituito all'interno della nostra nazione. Io avrei capito se lei dicesse mi scuso per quello che è successo, perché credo che... A me non interessa, ma lei pensi a per lei, non si su preoccupi questo di me. aspetto, guardi, io ho ascoltato in silenzio, No, ma lei mi ha anche tirato in campo. se non l'ho interrotta, anche se ha detto delle cose completamente fuori da ogni... Lei mi sta dicendo... maestro, ma cosa, quale maestro? Si ha detto delle cose che sono folli, c'è contro la polizia, ma lei che stato è? Ma dove sta andando? Ma lei pensa di andare dove andrà? E dove è stato? E dove spera di tornare? E condannare chi va fuori dalla logica della legge, perché chiunque esso sia, se è fuori dalla logica della legge deve pagare per quello che ha fatto, qualsiasi fatto, e sono per la democrazia, che sia di destra, di sinistra, di qualsiasi altro genere, perché una manifestazione, qualsiasi sia, che sia legittima all'interno di quella che è i contesti di legge, la devono fare, non perché se la fa uno o l'altro ci sono le forze opposte della destra o della sinistra che si contrappongono sulla cosa, ma no, siamo fuori io sono per la democrazia, sono per la libertà e la democrazia e la libertà fa parte della nostra storia, dei nostri cittadini, dell'Italia e del Veneto, altre cose sono al di
di fuori di ognuno di noi. Anche l'antifascismo. Quindi quello che lei dice, se lei è un comunista, faccia il comunista dall'altra parte e vada in qualche parte in giro per il mondo. Per fortuna in Italia c'è la democrazia, la democrazia e gliel'hanno conquistata i partigiani, se non se lo ricorda lei. Altrimenti lei magari stava parlando tedesco in questa fase. Parlare liberamente. Sì, e lo deve ai partigiani che non l'hanno fatto. Di destra e di sinistra, per fortuna sono di centro, guardi, questa è la cosa più importante. Può esserlo solo perché non hanno detto i fascisti. Sono un democratico cristiano, sono un democratico cristiano nella mia storia e ne sono felice perché per fortuna ha fatto sì che l'Italia abbia un fattore di libertà. Vinto le forze antifasciste in Italia. Se fossimo da un'altra parte, da una parte o dall'altra, non saremmo nella libertà di poter dare la nostra opinione, di poter aver dato un lavoro alla nostra nazione, a molti cittadini di poter crescere, di aver portato l'Italia anche se in un momento di crisi dove è stata, e credo che oggi per fortuna gli italiani fra qualche giorno decidono, e spero e credo che decidano anche rispetto a quello che lei ha detto oggi, perché non è possibile che in questo momento lei abbia fatto delle affermazioni così gravi, mi fermo sul grave, non voglio usare altre parole, rispetto alle forze dell'ordine, è un fattore di democrazia, di libertà e di giustizia, che sono tre cose che non hanno colori di appartenenza, ma hanno dei valori. I valori vanno mantenuti all'interno della nostra società. Allora, come siamo messi nel centrodestra sulle unioni civili, il biotestamento, perché sono tutti temi che sono trasversali e a volte, guardi, noi anche negli stessi paesi si trovano posizioni divergenti. Nonostante, come qualcuno prima diceva, delle differenze, però ci uniscono i valori, i principi, e credo che questo sia un aspetto talmente forte che vince qualsiasi altra cosa. Vede, nel centro-sinistra o nella sinistra questi valori sono differenti da quello che pensiamo noi. Noi non siamo assolutamente d'accordo su papà 1, papà 2, mamma 1, mamma 2, che vuol dire andare a avere in adozione dei figli. Se poi ci sono altri tipi di considerazione, sono liberi di farla, ma non, la famiglia è ben precisa e sancita dalla Costituzione: un uomo, una donna e la conseguenza dei propri figli, e credo che questo sia il primo aspetto che ci contraddistingue in maniera precisa dall'altra parte. Secondo aspetto, noi siamo per la vita, non perché si arrivi da un fattore di eutanasia o di altro genere, quindi tutto il principio della vita, i DAT, eccetera, ecco, anche su questi aspetti noi siamo contrari. E poi altrettanto, volevo dire, siamo perché la famiglia sia il nucleo fondante della nostra società. Prima qualcuno diceva, ma i figli, ma qui siamo con una denatalità che è pari a 0, se noi non investiamo sulla famiglia e di conseguenza facciamo far sì che la nostra famiglia abbia dei figli, non andiamo da nessuna parte, quindi intervento strategico sulla famiglia con il quoziente familiare, che significa una famiglia che ha figli paga meno tasse, poi strumento per far ripartire il lavoro, quindi quello che è il cuneo fiscale, che è tra i più alti, se non il più alto d'Europa, una diminuzione del cuneo fiscale. Terzo aspetto, si parlava prima, l'amico parlava della flat tax. Ci arriveremo forse a quella del 15, 20, 23, io non sono così, vuol dire, dopo si farà lo studio perché ci sia la tassazione migliore possibile, però oggi interveniamo sul ceto medio, che era quello che storicamente faceva star bene, fra virgolette, l'Italia e gli italiani, che era il più largo possibile, c'era una fettina di ricchi, una grande fetta di ceto medio e purtroppo una fetta che chiaramente chi aveva più difficoltà. Questo ceto medio oggi è diminuito, è diventato molto, molto piccolo. Noi dobbiamo far ripartire questo, che sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, che sono i piccoli artigiani, che sono i nostri agricoltori, che sono i nostri commercianti, eccetera, eccetera. Se noi facciamo ripartire questa fascia, riparte l'economia. Abbiamo la possibilità che ripartendo l'economia riparte il lavoro, riparte il lavoro, i nostri ragazzi hanno lavoro, rimangono qui, non vanno all'estero a fare i lavori anche più umili possibile, che qui noi gli diamo speranza, ridiamo la speranza. Ecco il ciclo, è quello che ci conduce: famiglia, figli che fanno famiglia, lavoro, meno tasse. Questo è tutto il percorso che noi vogliamo fare come centrodestra, partendo chiaramente dal nucleo fondante della nostra società: un uomo, una donna e di conseguenza i propri figli. Questo ci divide nettamente dall'altra parte. Allora Di Maio ha presentato la squadra, ci sono 3 donne nei ruoli chiave, si chiamano Giuliani,
Bortolazzi, all'istruzione e alla salute, dal Re agli esteri e Paolo Giannetakis per il Viminale. Sono nomi che ovviamente non ci dicono nulla, ma domani ci saranno. un messaggio che ci riguardava, sì. quello di Pier Ferdinando Casini. Sì, Pier Ferdinando prima... Casini, voglio solo far chiarire, è già da 2 anni, più di 2 anni, che ha fatto una scelta precisa, ha fatto un suo movimento che si chiama Centristi per l'Europa e ha aderito al centro-sinistra. L'UDC con Pier Ferdinando Casini da più di 2 anni non c'entra nulla. La nostra scelta è chiara, l'UDC è all'interno di Noi con l'Italia UDC, all'interno del centro-destra. Casini candidato a Bologna all'interno dell'uninominale, il centro-sinistra col PD, eccetera. Non c'entra più nulla con noi già da più di 2 anni. Siamo su posizioni in cui intanto partiamo che la salvaguardia della vita umana è un valore enorme, quindi partiamo da questo presupposto. Seconda cosa, non è permesso che qui in Italia ci siano dei centri dove la vita umana non ha dignità e dove non va salvaguardata. Quindi ad esempio l'hub di Cona ha talmente degli aspetti negativi rispetto ai percorsi di vita che va chiuso. Non si può tenere le persone in questo stato. Questo è il secondo aspetto. Terzo aspetto, io credo che in Italia ci voglia, non solo per l'immigrazione clandestina, però per tutta la criminalità e la microcriminalità, purtroppo anche i fatti che abbiamo appena visto, ci voglia la certezza della pena. E questo è un aspetto importante per qualsiasi tipo di reato che noi abbiamo. Quarta cosa, io credo che vada cambiato il Trattato di Dublino, che già il Parlamento europeo l'ha cambiato col voto favorevole sia del Partito Popolare che del PSE, col voto contrario dei 5 Stelle. Su questo il Trattato di Dublino parla che chi arriva nelle coste italiane poi deve rimanere qui. Difatti meno di 1/10 delle persone che sono qui sono stati inviati in altri paesi europei, quindi questo è un aspetto altrettanto fondamentale. Quinto, ma non per ultimo, che credo che bisogna intervenire in maniera strategica, importante e con la salvaguardia della vita nei paesi di origine. Aggiungo la salvaguardia della vita per le persone nei paesi di origine. Un piano Marshall proprio di intervento strategico importante, perché è chiaro che il quadro che abbiamo visto prima dei migranti in mezzo all'acqua con le teste fuori non può esserci. Allora, per evitare questo, il metodo migliore perché noi salviamo le vite umane è quello di intervenire strategicamente all'interno dei paesi di origine. E credo che questi siano gli aspetti importanti che credo possono essere condivisi anche dagli amici della Lega. Poli, Renzi dice non ci saranno inciuci e Berlusconi dice altrettanto. Sicuramente no inciuci, anche perché il centrodestra oggi avrà una maggioranza di governo, quindi la maggioranza dei parlamentari potrà governare dando quelle risposte oggi essenziali ai nostri cittadini, quindi su questo aspetto nessun inciuccio.